Calceranica Civezzano. Dopo la sconfitta pesante nello scontro diretto con il Borgo, la formazione gialloverde vuole cercare la prima vittoria, ma non sarà facile contro un Civezzano in splendida forma. Cauriol Telve. Gli ospiti sono inchiodati ancora in fondo alla classifica e contro i gialloverdi non sarà affatto facile trovare i primi punti. Gli ospiti troveranno il secondo successo consecutivo? Gardolo Borgo. Si attende un incontro spettacolare tra i gialloblu, in cerca di gol e di 3 punti, e il Borgo, squadra a punteggio pieno e reduce da una splendida vittoria in rimonta. Ortigara Lefre Fassa. La vittoria a tavolino ha proiettato in vetta il rossoblù, ma la squadra ha ancora in testa la sconfitta sul campo. Il Fassa riuscirà ad opporsi a trovare il primo gol in stagione? Pinè Fiemme Casse Rurali. Gli ospiti procedono spediti, 6 gol, 6 punti, difesa imbattuta, ma la trasferta contro il Pinè si prospetta ardua, con i locali a caccia di una prestazione migliore di scorsa settimana. Vattaro Lona Lases. 5 reti subite a testa, attacco sterile e soprattutto 0 punti finora. Dopo un avvio di stagione negativo, chi troverà la reazione necessaria per abbandonare l'ultima casella della classifica? Verla Dolomitica. I rossoverdi sono reduci da una vittoria in rimonta, mentre la sconfitta a tavolino degli ospiti non deve cancellare la bella prestazione dello scorso turno. Chi sfrutterà al meglio questo momento di forma?